Arriviamo in fondo a via Ivrea, che bello, c'è un cartello che dice parcheggio dalle 7 alle 23 senza disco orario e nessuna tariffa da pagare. Eccoci, il cartello c'è, ma i cancelli sono chiusi e dice chi lavora in zona che il cancello è sempre chiuso. Questo è quello che accade a pochi passi dal centro, a Gallarate, ma non va molto meglio nella zona di via Checchi, dove in superficie c'è da fare la coda per trovare un buco, mentre il parcheggio interrato sotto i palazzi non è mai stato aperto. Un'ottantina sono i posti a giudicare dai numeri indicati sui pilastri. Ha riaperto invece la porzione di posteggio di via Etna, rimasta chiusa a lungo. Mercoledì non era piena, ma accessibile e piuttosto frequentata.